19 milioni, 25 chilometri di tubi per urbanizzare tutta quest'area. Pensate voi, 25 chilometri di tubi, acqua, luce, gas, tutto quello che serve, e naturalmente questo sarà l'ingresso in città. Sarà pronto nell'estate del 2026 il viale monumentale del Porto Vecchio, che nell'ambizioso progetto diventerà un vero e proprio asse culturale teso a valorizzare l'archeologia industriale dello scalo, collegando visivamente due importanti monumenti di Trieste, da un lato il Faro della Vittoria, dall'altro il Castello di San Giusto. Dopo l'apertura della prima bretella, un altro passo avanti nell'ambito del progetto di Porto Vecchio Porto Vivo, che incassa la prima manifestazione di interesse ufficiale, ancora top secret. Assolutamente c'è già una manifestazione di interesse formale agli atti del Comune di Trieste. Oggi l'apertura ufficiale del cantiere del costo di 19 milioni coperti dal fondo complementare PNRR, con la consegna dei lavori alle ditte Rosso, Adriacos e Mari Mazzaroli, in simultanea a sud, al centro e a nord dell'asse viario tra la prima e la seconda fila di magazzini lato mare, lungo 1,2 km, che parte dal parcheggio di Molo Quarto e arriva fino al magazzino 26. Le operazioni più complesse riguarderanno le infrastrutture sotterranee dell'importante asse, molto più ampio della bretella già aperta. Seguirà la costruzione del nastro stradale, ampie marciapiedi, pista ciclabile e illuminazione verde pubblico. La direzione di marcia sarà verso il centro città, mentre la bretella, oggi a doppio senso, farà da uscita. E quella che abbiamo aperto, la bretella, qualche settimana fa, sarà l'uscita con 2 piste ciclabili, che ho visto che le opposizioni hanno fatto tante polemiche. Invece uscita con 2 piste ciclabili e ingresso in città con questo viale monumentale. Oggi con questa consegna la città proibita diventa sempre più accessibile per i nostri concittadini, nell'ottica qui non abbiamo solo un viale che abbiamo appaltato oggi, ma nell'ottica di uno sviluppo globale di tutto il progetto pubblico e privato, e sicuramente sotto quest'ottica, e visto anche i lavori che si stanno svolgendo in Comune, prima dell'estate saremo in grado di portare, di svelare al Consiglio Comunale, ma soprattutto a tutti i nostri concittadini, il progetto globale di sviluppo e partenariato pubblico-privato del Porto Vecchio. Ho trovato delle persone, un 8-10 persone, che mangiavano, prendevano il sole e non mi sono avvicinato tanto perché non sapendo con chi si aveva a che fare. Esatto. Ecco quello che rischia di diventare il nuovo silos di Trieste. L'anno scorso la questione riguardava i magazzini ex stock che si collegano al Porto Vecchio, aree usate da migranti e senza tetto come rifugio. Ora l'allarme scatta al Kral, rimasto chiuso già con il Covid. Lo stabilimento balneare non è più stato riaperto anche a causa delle mareggiate dell'anno scorso. La struttura è gestita da Maurizio Arena e Lorenzo De Ferri, rispettivamente responsabile e presidente del Kral, che ci hanno contattato per denunciare quello che succede ogni giorno. Porte spaccate a colpi di calci e spallate per accedere alle cabine dove vengono custoditi i lettini e dove i bagnanti si cambiano. Delle vere e proprie stanzette, ammobiliate alla meglio da quelli che con tutta probabilità sono migranti provenienti dalla rotta balcanica. Più avanti c'è un'altra cabina che è di fatto è un po' stretta, infatti ora Guido cercherà di entrare, però è una cameretta improvvisata. Prima, l'altro giorno c'erano anche delle mele, perché si vede che mangia frutti, là c'è un sacco di salsa, un barattolo di salsa e gli abiti sono appesi. Roba che non è vostra ovviamente, no, l'avete trovata all'improvviso. Noi abbiamo semplicemente dentro le brandine. Non accedono solo migranti al Kral, anche molti turisti sconfinano passando per il Porto Vecchio. Camminano, fotografano e poi entrano dentro sempre qui nella nostra proprietà, con rischio di pericolo. In più, Lorenzo, io direi di fare un passaggio veloce anche dove siamo, perché noi poggiamo su una zona a rischio. Questa piattaforma sta cedendo. Ogni giorno sempre più. Ogni giorno di più, perché non era così in principio. Le mareggiate. Le mareggiate sotto probabilmente le palafitte saranno andate via e in ogni caso sta cedendo. Cosa chiedete, Lorenzo? La messa in sicurezza e poi l'inizio dei lavori. Avevamo dei contatti insieme al collega Maurizio con l'amministrazione dell'autorità portuale che ci aveva detto che inizieranno. Non sappiamo niente.
Io spero una cosa a questo punto, che domenica è Pasqua, chissà che non ci regali l'uovo con l'inizio dei lavori. Dubito, perché anche se inizieranno i lavori, la stagione difficilmente la apriremo. La scoperta nel mondo della speleologia è di quelle sensazionali. Gli speleologi della Società Adriatica di Speleologia hanno raggiunto un nuovo tratto inesplorato del fiume sotterraneo Timavo. Nello scorso fine settimana una squadra di 12 speleologi della SAS è riuscita a raggiungere il nuovo fondo della grotta in cui scorre il fiume a oltre 300 metri di profondità. Un risultato storico che segna un altro importantissimo tassello nella mappatura del misterioso fiume e delle sue caverne sotterranee. Il punto dal quale è partita l'esplorazione è la grotta denominata Luftloch, dal tedesco grotta che respira, il cui accesso si apre sul fondo di una dolina di Trebiciano nel Carso triestino. Abbiamo iniziato ben 23 anni fa e finalmente l'altro giorno abbiamo potuto mettere gli ultimi metri di corda e scendere questo enorme pozzo che ci porta in una grandiosa caverna dove siamo riusciti a seguire il fiume Timavo per più di 100 metri. Il mistero rimane ancora perché le esplorazioni continueranno, infatti non c'è stato possibile andare direttamente da dove arriva l'acqua perché avremmo dovuto guardare il fiume dall'altro lato della sponda e neanche dove sparisce l'acqua abbiamo potuto chiudere le esplorazioni perché ci siamo trovati davanti a una galleria che prosegue per almeno 50 metri da puntatore laser ma anche più e quindi la prossima volta dovremo organizzarci col canotto per andare a vedere dove sparisce questo fiume anche in questa caverna e chissà quali sorprese potranno ancora attenderci. Un lavoro molto complicato partito nel 2000 che ha visto nel tempo diverse tappe. La prima è stato uno scavo di 60 metri, imbrigliando e consolidando incombenti frane sotterranee, quindi la scoperta di una grotta e la possibilità di procedere oltre fino a 250 metri di profondità, allargando numerosi passaggi intransitabili. Poi due ostacoli, il primo la mancanza d'aria, il secondo il restringimento del passaggio ridotto al punto che non riusciva a passare nemmeno una mano. Dopo lunghi anni di lavoro e il superamento di questi due impedimenti, finalmente la scoperta, rimosso l'ultimo diaframma, è stato possibile accedere a una grande caverna sul cui fondo scorre un tratto del fiume Timavo. È sensazionale perché raggiungere l'acqua sotterranea a livello speleologico è l'apice dell'obiettivo che ci possa essere sul nostro territorio. C'è una storia dietro sia culturale, territoriale o anche di geografia degli spazi, perché ricordiamo che gli ultimi ambienti inesplorati di questo pianeta sono nel sottosuolo e quindi dove ancora c'è la possibilità di mettere il piede per la prima volta è solo sottoterra. Ancora violenza a Trieste, di nuovo con l'utilizzo di una lama. Ferite all'addome per un ragazzo di 17 anni aggredito da due coetanei. Sia la vittima che gli aggressori sono di origine straniera. L'episodio è avvenuto nei pressi di un istituto professionale di Via dell'Istria intorno alle 14. La vittima conosceva gli aggressori. Il fatto violento si è scatenato dopo un'accesa discussione, sembrerebbe per futili motivi. Uno dei malintenzionati ha estratto un temperino agitando la lama davanti al malcapitato fino a decidere di colpirlo con un fendente e infatti il giovane è stato raggiunto all'addome. Una ferita da taglio, fortunatamente non troppo grave ma tale da richiedere l'intervento dei medici. Infatti dopo l'aggressione il 17enne è stato portato al vicino ospedale Burlo Garofalo dopo una prima medicazione sul posto. La posizione degli aggressori è ora al vaglio dei carabinieri di Via Ermet. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e le ragioni che hanno scatenato la violenza. Quello di oggi è solo l'ultimo dei tanti fatti di cronaca emersi a Trieste nell'ultimo periodo tra risse, accoltellamenti e rapine. Domenica scorsa la doppia rissa in piazza Volontari Giuliani Giardino Pubblico, quasi 30 persone coinvolte. Solo pochi giorni fa un altro minorenne in pieno centro cittadino era stato inseguito da alcuni uomini armati di coltello che avrebbero tentato di rapinarlo. Il presidente regionale della FIPE Bruno Vesnaver non è tipo che si accontenta, registra con favore il boom di turisti che sta trasformando la città, ma individua almeno un paio di criticità. La prima è più interna alla categoria, se vogliamo. I giovani che si avvicinano alla ristorazione debbono poter contare su maestri in grado di educarli alla professione e non sempre ciò accade. I gestori cosiddetti moderni
non sono forse tante volte all'altezza di istruire, insegnare ai loro lavoratori, colleghi e lavoratori, di come bisogna interfacciarsi col cliente. Gli stessi gestori non sono... Ecco, questa è la critica che io faccio. La seconda criticità riguarda più direttamente la città, ovvero la scarsità di servizi a disposizione dei turisti, ma non solo. Tu non puoi avere una città che è esplosa come turismo, navi. Una volta le navi, venivano 2 navi, una nave alla settimana, adesso arrivano 2 navi al giorno praticamente, no? Siamo totalmente, no, non dico totalmente preparati, no, però dobbiamo migliorare lì. Cioè tu non puoi arrivare qua a Trieste con la macchina e non trovare un parcheggio. Lo sanno tutti, ma sono anni che ne parliamo. È mai possibile che non riusciamo a individuare dei parcheggi? È chiaro che non puoi parcheggiare in via Locchi. In via Locchi è un po' difficile, voglio dire, no? 7 parcheggi non ci... Ecco, dobbiamo creare parcheggi. Non bastasse ciò, Vesnaver sottolinea un ulteriore deficit. Sono troppo pochi i taxi. E se questo può non essere un problema per i turisti che si fermano in città per il pranzo o la cena, lo diventa per quelli che scelgono un locale dell'immediata periferia, per non dire del territorio. Ma se tu sei da Subam, faccio un nome della mia collega, presidente oltretutto della FIPE, che ceni, a un certo momento dici, mi chiama un taxi che torna in città, lei è disperata. Cioè, devono fare anche lì qualcosa che certe macchine siano sempre a disposizione. Il numero dei medici di medicina generale nell'area isontina è di circa il 70% rispetto al numero totale, in quella giuliana è all'85%, una carenza di medici di famiglia che sta mettendo in difficoltà quella fetta di cittadinanza che si è trovata senza professionista e che oggi ha difficoltà ad accedere a un nuovo dottore o che lo trova in una zona distante dalla propria abitazione, con tutte le difficoltà del caso per persone anziane o con scarsa mobilità. Su questi dati non proprio rassicuranti la SUGI sta lavorando per coprire al meglio i territori della Venezia e Giulia, scontrandosi però con la mancanza di personale. Soffre di più l'area isontina, che ha un numero di medici di medicina generale del 70% rispetto al numero totale. Diciamo Trieste invece è intorno all'85%, questi da una parte manca il 15%, dall'altra più di un terzo. Abbiamo sopperito in questi 2 ultimi anni aprendo degli ambulatori per dare comunque una risposta al cittadino, che non sostituiscono il medico di base, che è una figura diversa perché è il medico di fiducia, il medico di riferimento, il medico che conosce il paziente, invece in questi ambulatori girano più professionisti. Ma finché non si riprenderanno i medici in formazione e potranno quindi partecipare alle selezioni, dobbiamo mantenere questa organizzazione. Il tutto frutto di un mestiere che negli anni ha perso appetibilità per le condizioni di lavoro, per offerte migliori, anche per la poca propensione alla specializzazione che in certi settori si fa sentire parecchio. Diciamo che è caduto l'appeal della figura sanitaria, non solo del medico di base, perché si fanno fatica a utilizzare tutte le borse di studio di specialità e rimangono quindi scoperti molti posti di medici specialisti, gli stessi operatori sanitari, infermieri hanno meno predisposizione alla professione, ci sono addirittura non solo licenziamenti ma abbandoni dalla professione e le cause sono molteplici, vanno ricercate e vanno risolte. $30.000 visitatori in un mese per la mostra di Van Gogh al Museo Revoltella. Numeri da capogiro per il fiore all'occhiello dell'offerta culturale primaverile della città della Bora. Basti pensare che, registrando presenze di altissimo livello, l'esposizione parallela di Ligabue al pianterreno dello stesso comprensorio di Via Diaz ha collezionato 35.000 presenze, ma dall'8 di novembre al 24 marzo. Insomma, l'esposizione, che resterà visitabile fino al 30 giugno, è destinata a battere tutti
tutti i record. Del resto, nelle sale care al Barone, al quarto piano del palazzo, si sente parlare tutte le lingue del mondo. Oltre a chi arriva appositamente per l'evento nella città della Bora, ci sono pure molti turisti che, in visita a Venezia, approdano a Trieste proprio per vedere le 50 opere dell'artista, divise in 4 sezioni. La gran parte dei quadri provengono direttamente dal Kröller Museum di Otterlo in Olanda e sono accompagnati da apparati didattici, frasi, video e scenografie. Spettacolare l'esperienza della sala immersiva che, specie per i più piccoli, regala emozioni multisensoriali che non possono che avvicinare all'arte. Quanto ai pezzi forti, la mostra ripercorre l'intera vita del pittore, dai cupi disegni di gioventù all'espressività del duro lavoro, da Parigi fino a Auvers-sur-Oise. Inoltre, rispetto alle esposizioni precedenti, il museo ospita anche i ritratti di Messier e Madame Junot, qui esclusivamente ricongiunti. Alla vista poi di capolavori come il giardino del manicomio, si perdono letteralmente tutti i possibili aggettivi del caso, restando rapiti dal segno e dal senso del maestro olandese.